Una rosa gialla per Lucia è il titolo del libro di Sergio Marioli, un imprenditore palermitano di 73 anni che dopo la morte della moglie, per non sprofondare nel dolore, ha deciso di trasferire nero su bianco le memorie di una vita. Ha affidato alla scrittura ricordi di una vita, l'ha fatto per sopravvivere al dolore della scomparsa della moglie, portata via da un mare incurabile che l'ha consumata in appena 2 mesi. È morta a 65 anni Lucia, un'infanzia triste, figlia di una coppia di sordomuti di Mistretta, a soli 6 anni viene affidata a dei nuovi genitori e si trasferisce a Palermo. La famiglia di Lucia era povera e l'adozione fu organizzata dalla nonna all'insaputa dei genitori naturali. A 17 anni incontra l'amore della sua vita, Sergio Marioli, un imprenditore nel settore meccanico edilizio, originario di Castiglione del Largo, nel Perugino, arrivato nel capoluogo siciliano nel 1959. Lucia lavora per lui come segretaria. Si ricongiunge anche con la sua famiglia grazie alle sue sorelle Iana e Nina, che mai si arresero al desiderio di ritrovarla. Nel 63 Sergio e Lucia convolano a nozze e dalla loro unione sono nati 2 figli. Una rosa gialla per Lucia è il titolo del libro che Sergio Marioli ha scritto in memoria della moglie. Pare di toccare con mano l'amore profondo di un uomo per una donna. Io praticamente sono stato in un stato d'animo che dovevo esternare in qualche modo e ho trovato rifugio nello scrivere questo libro e scrivere alcune poesie che sono state non pubblicate, ma più o meno sono state accettate da molta gente che le ha lette, che le ha esaminate. Sicuramente avrà tanti ricordi di sua moglie. Qual è quello che custodisce però più gelosamente? Gelosamente custodisco una cosa che non è una cosa particolare, è il modo di vivere, il modo di voler bene, perché una donna quando vuole bene al marito non glielo dice, ma lo dimostra nella vita, nelle cose che fa, nelle cose che ti fa trovare. Io, mia moglie era un qualche cosa di particolare. Ritengo la donna un essere superiore perché è più intelligente e perché dà all'uomo quello che l'uomo non potrà mai dare alla donna. Maledico quelli che le maltrattano, quelli che le uccidono, perché è una cosa vergognosa. In Italia la televisione non fa altro che parlare di queste vicende. E vorrei prendere le parole di Papa Wojtyla e dire a questi signori: vergognatevi. Io ho curato la prefazione e l'autore mi ha cercato tempo fa dicendomi che aveva intenzione di scrivere questo libro per, diciamo, sfogarsi, per superare il dolore per la mancanza della sua donna che era volata in cielo, e quindi lui ha cominciato a scriverlo. E la cosa strana di questo libro è che io conosco ogni punto ed ogni virgola, e lui quando scriveva questo libro mi telefonava ogni giorno e mi leggeva ogni pagina di questo libro, e poi l'abbiamo scritto assieme al computer come Totò e Peppino De Filippo in una scena di Totò, Peppino e la Malafemmina, dove lui dettava ed io scrivevo punto, punto e virgola, 2 punti, 2 punti e virgola. Quindi io di questo libro conosco tutto e devo dire che è una bella storia. Lucia ha avuto una vita abbastanza straordinaria, sia come donna che come madre, che come moglie e come grande lavoratrice.